Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, linea d'otte del nostro infofriulitv.net. Apriamo subito con la situazione dei contagi in Friuli, Venezia Giulia. Sono stati rilevati 549 nuovi contagi su 8.324 tamponi, di cui 917 test antigenici. I decessi sono 20, ai quali si aggiungono altri 13 avvenuti dal 25 novembre al 20 dicembre e registrati successivamente. I ricoverati nelle terapie intensive sono 57, mentre i ricoveri in altri reparti 598. I totalmente guariti sono 30.624, i clinicamente guariti 667, mentre le persone in isolamento scendono a 12.561. Assessore, allora un numero nuovo, un numero verde per gestire meglio e in modo più coordinato anche il volume delle domande che arriva. Sì, l'800 90 90 60. Cominceremo a cercare di migliorare questo rapporto anche col cittadino, dove ci sono domande di comportamento sui nuovi provvedimenti che arrivano e anche domande non tipicamente sanitarie che devono essere naturalmente rivolte al medico, ma dentro il percorso sanitario, quindi il collegamento che consentirà anche un dialogo con i dipartimenti di prevenzione. Naturalmente è un lavoro complesso, ha una dimensione importantissima, molto impegnativa, di migliaia di persone, e soprattutto non può essere un metodo riconducibile ad un caso, non c'è un quesito predisposto ai percorsi complessi, quindi insieme dobbiamo cercare di lavorare e far crescere meglio questo tipo di risposta che in buona parte deve rassicurare il cittadino in questo percorso di questa esperienza complicata e difficile che stiamo facendo, anche con i dipartimenti di prevenzione che sono caricatissimi del loro lavoro e cercheranno di dare il loro contributo. A seguito del riscontro da parte del Dipartimento di Prevenzione di ulteriori 8 casi di positività al Covid-19 tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'ex caserma Cava Arzerani, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, al fine di contrastare la diffusione del contagio, ha emesso nella giornata odierna un'ordinanza contingibile e urgente che prevede la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura per chiunque non sia debitamente giustificato fino alla data del 30 dicembre prossimo.
Le attività di chirurgia vascolare all'interno del presidio di Tolmezzo sono svolte all'interno del SOC di chirurgia generale, in quanto da programmazione regionale non c'è struttura dedicata. Anche a seguito dell'emergenza Covid in corso vi è stata una temporanea sospensione dell'attività operatoria. Le urgenze e gli interventi non differibili, specifici della disciplina, vengono comunque garantiti in accordo tra professionisti della struttura chirurgica vascolare di Udine. A fine emergenza il servizio sarà ripristinato. Vice Governatore Riccardi, la Coldiretti oggi ha donato 1500 stelle di Natale per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale che da quasi un anno sta lottando duramente contro il coronavirus. Beh, è un gesto importante, noi li ringraziamo di questa sensibilità e io credo che tutto il personale sanitario al quale va la nostra gratitudine apprezzi, ne abbiamo avuto testimonianza dal direttore sanitario di questa azienda e dal professor Lucangelo, dalla dirigente infermieristica. Insomma, sono gesti importanti che aiutano nel lavoro e soprattutto nella fiducia dei nostri operatori che sono sul fronte oramai da un anno. È stata trasmessa in modalità premiere sui canali social dell'Aeronautica Militare la tradizionale serata di presentazione del poster e della formazione 2021 della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L'evento è stato presieduto dal comandante delle forze da combattimento e della prima regione aerea, generale di divisione aerea Francesco Vestito, che ha portato i saluti del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e sottolineato come le frecce tricolori, eccellenze del pilotaggio militare italiano, rappresentino i valori dell'Aeronautica Militare, lo spirito di squadra, la competenza tecnica, manutentiva, industriale per certi aspetti e artistica nel vero spirito italiano. La serata si è svolta presso lo storico hangar delle frecce tricolori, articolandosi per la prima volta in un format assolutamente inedito, responsabile e rispettoso della situazione emergenziale in corso. Presente all'evento l'assessore alle risorse agricolo, agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Stefano Zanier, in rappresentanza del presidente Fedriga, il sindaco del comune di Codroipo, Fabio Marchetti, e il comandante del secondo stormo di rivolto, colonnello Marco Bertoli. Infine, a rappresentare simbolicamente tutti gli appassionati, il presidente del primo club Frecce Tricolori, Remiso Villanova, supportato da Bruno Di Lenardo, presidente del vicino club Frecce Tricolori numero 15 di Codroipo. A costruire la platea una delegazione di personale del 313 gruppo addestramento acrobatico. La serata è stata condotta dalla presentatrice Barbara Pedrotti. Pagina sportiva. Andiamo a leggere i risultati del 14° turno del campionato di Serie B. Salernitana Virtus Entella 2-1 giocata ieri. Cittadella Frosinone 1-0, Cosenza Venezia 0-0, Monza Ascoli 2-0, Pescara Brescia 1-1, Pisa Chievo 2-2, a Lignano Cremonese Pordenone 2-1, Spal Lecce 1-0, Lanerossi Vicenza Regina 1-1, Empoli Reggiana 0-0. La classifica della Serie B. Salernitana 28, Empoli 27, Cittadella e Spal 26, Frosinone 24, Monza e Venezia 23, Lecce 21, Chievo Verona 20, Brescia e Pisa 18, Pordenone 17, Lanerossi Vicenza 16, Cremonese e Reggiana 15, Cosenza 13, Pescara 12, Regina 11, Ascoli 6, Virtus Entella 5. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, invece, domani alle 20:45 di scena allo Stadio Friuli, l'Udinese contro il Benevento. Previsioni del tempo per mercoledì 23 dicembre. Dalla costa alle prealpi, cielo in prevalenza nuvoloso o coperto per nubi basse, con possibili foschie o nebbie notturne in pianura e sul Carso. Dal pomeriggio, possibili deboli piogge più probabili sulle zone orientali. In montagna variabilità, con tempo migliore nel Tarvisiano e verso il Cadore, maggiore nuvolosità sulle altre zone, specie nel Canal del Ferro. Lo zero termico poco sopra i 2000 metri.
E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e Quay.